bianco e rosso, verde o blu. Vocali. A, nero corsetto di mosche scintillanti che sciamano canore sulle crude puzze. E, candeggio di tende di vapori, aghi di ghiaccio, re bianchi, brividi di umbelle. I, sputi di sangue, porpore, risa di labbra belle. U, divine ondulazioni di mari verdeggianti, quiete di pascoli e di bestie sparse. O, tromba superna piena di clangori, silenzi traversati da angeli, da mondi. Raggio violetto dei suoi occhi omega. L'Emiro ci crede deboli e domani è deciso a uscire in campo aperto. Noi lasceremo gran parte della fanteria nella valle. La cavalleria si terrà nascosta e al momento opportuno farà piazza pulita dagli arabi. Lo vedrete con i vostri occhi. Signori, buonanotte. Maestà, io credo che gli inglesi non saranno affatto contenti che noi occupiamo Harar. E gli italiani lo saranno ancor meno. Ma si tratta di battere sia gli uni che gli altri sul tempo. E a noi occorrono fucili. Molti fucili. E ne troveremo quanti ne vogliamo nei depositi della città. Buonanotte, maestà. Ti devo dire ancora qualcosa. Tu, cugino McConnell, terrai il fondovalle con i tuoi 1000 uomini. A tutti i costi. Siamo intesi? Sì. E con l'aiuto di Dio, noi porteremo a compimento quello che abbiamo così bene incominciato. Domani è Natale e non c'è giorno più fausto per noi. E così l'Emiro finalmente la finirà di volermi convertire all'Islam.